Buongiorno, ben trovati, nuovo appuntamento con Sicilia 24 Focus, subito il titolo della nostra trasmissione che oggi abbiamo chiamato un po' così in maniera iconica, che è Acqua Azzurra, Acqua Scura, facendo un gioco di parole con la famosa canzone. Perché Acqua Azzurra, Acqua Scura? Perché parliamo di mare, di acque pulite e acque invece meno pulite, parliamo di spiagge d'eccellenza che hanno ricevuto per il settimo anno consecutivo il riconoscimento di bandiera blu. Sono 11 in Sicilia le spiagge bandiera blu, ma parliamo anche di spiagge in cui il mare è vietato perché il mare appunto è inquinato, ma anche per tanti altri motivi. Ne parlo oggi in compagnia di due ospiti collegati via Skype. Saluto subito Vanessa Rosano, buon pomeriggio, direttrice di Legambiente Sicilia. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, e Danilo Lo Giudice, che è il sindaco di Santa Teresa di Riva. Buon pomeriggio e grazie a voi dell'invito. Benvenuto. Santa Teresa di Riva, tra l'altro, è un comune bandiera blu da ormai 7 anni ed è stato il primo della fascia ionica a ricevere questo riconoscimento. Dopo si sono aggiunti i comuni di Alitterme, Furci e Roccalumera. Sindaco. Sì, esattamente, noi abbiamo tracciato il percorso iniziale nel 2017 e da lì poi si è esteso a macchia d'olio anche nei comuni vicini. Quello di Bandiera Blu è un riconoscimento importante che testimonia l'impegno che abbiamo avuto per la nostra spiaggia, per il nostro mare, ma per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente in generale. È chiaro che sono molteplici fattori che ti consentono di ottenere questo riconoscimento e quindi parliamo non soltanto dell'aspetto inerente alla spiaggia attrezzata, ma parliamo soprattutto anche di quelli che sono le attività che durante l'anno e le azioni che durante l'anno vengono messe in campo proprio per migliorare e salvaguardare il nostro ambiente, con un'attenzione particolare sicuramente per il mare e per la balneabilità del nostro mare. Appunto, infatti spieghiamo che cos'è la bandiera blu. Il certificato di bandiera blu è un riconoscimento internazionale assegnato dalle località turistiche e balneari che rispettano determinati criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio in termini di qualità delle acque, educazione ambientale, raccolta differenziata, qualità delle spiagge, accessibilità per tutti, la pista ciclabile e anche la adeguata informazione. A tal proposito, dal vostro ufficio stampa ci hanno comunicato alcuni dati che riguardano appunto proprio questi ambiti che appunto per i quali viene certificata la bandiera blu, che è stata istituita tra l'altro nel 1987, pensate, quindi che era l'anno europeo dell'ambiente, viene assegnato ogni anno in 41 paesi sia europei che extraeuropei. Questi per dare alcune informazioni di base. Nel vostro comune c'è la media del 75% di raccolta differenziata, un aumento di presenze turistiche che nell'ultimo triennio del 35%, anche con nascita di nuove strutture alberghiere, nuovi B&B, quindi significa che il riconoscimento di bandiera blu porta anche turismo nel territorio, quindi in qualche modo gli sforzi vengono ripagati. E poi le vostre spiagge, parliamo sempre del territorio di Santa Teresa di Riva, sono spiagge attrezzate con 40 isole ecologiche, 40 docce alimentate con pannelli fotovoltaici, torretti per i bagnini, passerelle e sedie job per l'ingresso in acqua dei disabili. Sono tutti criteri che poi consentono appunto di ricevere la bandiera blu, sindaco. Sì, esattamente come diceva lei, è un percorso, quello della bandiera blu, che ovviamente viene avviato sulla base di quelli che sono dei prerequisiti fondamentali. Per esempio, il minimo è avere il 65% di percentuale di raccolta differenziata, ovviamente avere l'analisi delle acque in entrata e in uscita dal depuratore che siano ottimali, ovviamente i punti di campionamento periodicamente che vengono fatti nella nostra spiaggia in maniera tale da poter garantire sempre la balneabilità dell'acqua. Poi c'è la parte invece che afferisce ai servizi. Noi abbiamo circa 3,5 km di spiaggia tutta attrezzata con, come diceva lei, docce, le isole ecologiche, i bagni chimici, le torrette per i bagnini, ma ovviamente anche un occhio a quella che è la parte dei disabili, e quindi le passerelle che consentono di arrivare fino a quasi in acqua
alle persone che E hanno questo lo abbiamo disabilità. detto, però Insomma, Sindaco un po' c'è anche un rovescio della medaglia per quanto riguarda le spiagge siciliane, di questo stiamo parlando. Se 11 spiagge in Sicilia sono bandiera blu e si dividono tra i comuni di Messina, Agrigento e del Ragusano, poi nel dettaglio diremo dove sono, ci sono anche chilometri di spiaggia bandite perché c'è il divieto di balnazione. Qua passo la parola appunto a Vanessa Rosano di Legambiente Sicilia. Solo a Palermo, giusto per fare un caso, cioè per dare dei numeri, la costa di Palermo rimane azzoppata dai divieti, sono quasi 8 i chilometri del litorale banditi per inquinamento, che diventano all'incirca 17 se si considerano anche le aree portuali e industriali. Ad esempio, uno fra tutto Sferracavallo, abbiamo anche le immagini della spiaggia di Sferracavallo dove vige appunto un divieto di balneazione, però tutti si fanno il bagno lo stesso perché non ci sono i controlli. Certo, e soprattutto perché l'accesso negato poi purtroppo scaturisce anche nella risposta di riappropriarsi degli spazi anche a discapito però della propria salute. Questo è assolutamente da evitare. Ci vuole una corretta informazione, ma anche un impegno non solo nella costa palermitana, ma in tutta la regione per quanto riguarda la qualità di depurazione delle acque. Ricordiamoci, siamo in una regione che è un comune, se vogliamo, nella città metropolitana di Palermo in particolare, dove ci sono moltissimi edifici che non sono allacciati alla rete fognaria, senza poi parlare dei casi di abusi edilizi che sicuramente non fanno l'allacciamento alla rete fognaria. Ecco, Legambiente tiene monitorato costantemente tutti questi elementi, ma appunto quali sono gli elementi che poi portano al divieto di balneazione? Sono alti livelli di batteri fecali, quindi Escherichia coli, enterococchi, che segnalano insomma, la mala depurazione degli impianti fognari. E portano, Quindi poi giustamente viene interdetta la balneazione per tutelare la salute delle persone. poi magari le persone vedono l'acqua comunque pulita esteriormente, non capendo che in realtà se c'è un divieto c'è anche un motivo. Certo. Sì, no, mi dica mica. Sì, acqua limpida non vuol dire acqua pulita, non sempre almeno. Quindi sempre attenzione ai divieti, poi c'è il portale acque dove si può sempre monitorare la qualità delle acque dove vogliamo recarci, però sicuramente questo è un discorso molto serio e ci vuole un'azione capillare sul territorio perché non si risolve il problema mettendo il divieto di balneazione perché non c'è da tutelare solo l'accessibilità al mare, alle spiagge, ma anche la qualità dell'ambiente. Appunto, tutto fa parte della qualità dell'ambiente, sia dell'acqua che della Esatto. spiaggia, dell'aria, insomma un po' di tutto. A proposito di questo, Legambiente ha da poco stilato il report annuale Mare Nostrum 2023. Dovremmo avere una grafica in regia per capire come si posiziona la Sicilia, la classifica del mare inquinato nel 2022, perché ovviamente sono dati che si riferiscono all'anno scorso, vede la Sicilia risalire diciamo qualche punto, o anzi diciamo scendere di qualche punto la classifica, quindi non si trova più all'inizio della classifica, quindi nel podio, ma siamo scesi al quinto posto in Italia, prima Campania, Puglia, Lazio e Calabria. Ecco, quali sono i criteri che portano a questa classificazione, dottoressa Rosano? Allora, la classifica è fatta sui reati e sequestri, è un'analisi che facciamo dai dati delle forze dell'ordine e della capitaneria. Quindi, ad esempio, come citavo, l'abusivismo edilizio, gli sversamenti illeciti, la mala depurazione, portano a far sì che ci sia veramente un mare negato di cui dobbiamo riappropriarci. E uno strumento, anzi forse l'unico strumento che possiamo avere dalla nostra è quello dei piani di utilizzo del demanio marittimo, che non ci sono. Cioè, in Sicilia l'unico ad aver concluso l'iter è il comune di San Vito Lo Capo. Senza i piani di utilizzo non possiamo garantire la salvaguardia del bene, che è quello che importa e che poi rende
accessibile e fruibile anche la spiaggia ai cittadini, le cittadine, ai turisti. A tal proposito, a proposito di scarso rispetto del patrimonio ambientale, ci fu il caso di Levanzo. Invito la regia anche a cercare le immagini perché ce ne occupammo all'interno del telegiornale, per cui proprio per questioni burocratiche ci fu una sorta di contenzioso, no, dottoressa, sulla costruzione di un solarium che venne bloccato, però poi venne sbloccato in realtà, ma come vediamo è costruito con i piloni di ferro all'interno della roccia. Quello è un patrimonio ambientale che viene in qualche modo usurpato. Sì, io sottolineo un patrimonio ambientale, un bene comune, è un bene di tutti, quindi noi saremo a Levanzo questa domenica con i cittadini, ma anche turisti, associazioni, comitati, per ribadire che noi vogliamo il turismo in Sicilia, ma un'imprenditoria, diciamo, illuminata, che capisca che il patrimonio naturalistico è sì fonte di turismo e diciamo introiti economici, ma va tutelato, altrimenti non avremo più bellezza attrattiva se continuiamo così. Ovviamente al di là del valore ambientale intrinseco che va tutelato. Certo, ovviamente per dovere di cronaca diciamo anche che poi il solarium venne prima sottoposto a sequestro ma poi dissequestrato, per cui queste immagini risalgono a un mese fa circa. Adesso immagino che lì ci sia il solarium, questo sicuramente lei lo saprà. Lì c'è, sì, infatti ci recheremo lì domenica anche, sarà una giornata in cui... Diciamo che è un'occasione, uno spunto per parlare di patrimonio, di salvaguardia del patrimonio ambientale. Continuiamo a parlare di salvaguardia del patrimonio ambientale ma anche di turismo in qualche modo, perché la questione in qualche modo è collegata. Tra poco, subito dopo la pubblicità. Ritorniamo in studio, stiamo parlando appunto di Sicilia, di bandiere blu, di mare accessibile ed eccellenza, ma anche di mare negato perché inquinato. Lo stiamo facendo con Vanessa Rosano, la direttrice di Legambiente Sicilia, che ci raggiungerà di nuovo tra poco via Skype, e con Danilo Lo Giudice, che è il sindaco di Santa Teresa di Riva. Santa Teresa di Riva è uno degli 11 comuni bandiere blu di Sicilia. Abbiamo parlato dei criteri che portano appunto a un comune a ricevere questa certificazione di eccellenza del territorio, perché non si parla solo di acque ma ci sono tanti criteri che portano appunto ad avere la bandiera blu, ne abbiamo parlato prima, ma parliamo anche di turismo, di patrimonio ambientale tutelato che porta a sua volta anche turismo. Abbiamo detto che da voi è cresciuto di un buon 35% nel corso dell'ultimo triennio, Sindaco. Sì, ovviamente si è avuto un incremento mediamente stimato del 35%, che ha portato a una crescita complessiva non solo nella nostra comunità di presenze turistiche ma poi anche nell'intero comprensorio. Tanti imprenditori hanno voluto investire nella nostra comunità, sono nati tantissimi B&B proprio negli ultimi anni e questo ovviamente non può che essere positivo, anche perché si tratta comunque di un riconoscimento internazionale e c'è tantissima gente proprio che va a cercare le località bandiera blu e le sceglie per le proprie vacanze, anche per esempio rispetto a quella che è la vicina Taormina, che spesso magari non ha una capienza, si preferisce fare delle vacanze di natura diversa, un turismo dolce, accessibile, sicuramente più facile. È chiaro che nell'ottica comprensoriale avere un contorno alla capitale del turismo siciliano, che è Taormina, che possa consentire lo sviluppo del turismo, diventa fondamentale. Santa Teresa è stata un po' il comune precursore di questa iniziativa della bandiera blu. L'idea che stiamo portando avanti con gli altri colleghi sindaci è proprio quella di avere una costa blu e quindi da Capo Alì fino ad arrivare a Capo Sant'Alessia avere tutta la spiaggia bandiera blu. Ci stiamo lavorando già da tanti anni e speriamo di riuscirci, così proprio da poter offrire un pacchetto turistico, un'offerta turistica di tipo comprensoriale. La famosa Riviera Blu. Esattamente, sì, l'obiettivo è questo, con i sindaci ci stiamo lavorando, c'è una grande sinergia
una grande collaborazione proprio che serve per dare un messaggio anche a livello comunicativo importante, superando quelli che spesso sono i campanilismi dei singoli comuni. Noi abbiamo l'interesse di portare nella nostra riviera quanta più gente possibile, poter apprezzare e godere il mare, ma poter apprezzare e godere anche delle bellezze turistiche del comprensorio che sono presenti per esempio a Savoca, che è la città del Padrino, piuttosto che le chiese di Forza d'Agro monumentali, piuttosto che l'abbazia dei Santi Pietro e Paolo, anche sfruttando sicuramente la vicina Taormina, che non ha bisogno di pubblicità, ma che per noi è un elemento, un attrattivo. È un traino. È un traino. Nel 2023 in Sicilia i riconoscimenti vanno alle località di 3 province, 6 nella provincia di Messina, 1 ad Agrigento e 4 a Ragusa. Le leggiamo: nel messinese sono Litterme, Roccalumera, Furcisicolo, Santa Teresa di Riva, Lipari e Tusa; nell'agrigentino Menfi, nel ragusano Modica, Ispica, Pozzallo e Ragusa. Oltre ai comuni hanno ricevuto la bandiera blu anche 84 approdi turistici, 2 dei quali in Sicilia, ovvero a Marina del Nettuno a Messina, Capodorlando Marina a Capodorlando. Legambiente invece, dottoressa Rosano, cosa propone, quali sono i consigli, le indicazioni che dà Legambiente per tutelare il territorio, le iniziative? Allora, sicuramente, come dicevo prima, non mi ripeto, depurazione, nomina dei commissari per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo, l'abbattimento degli edifici non sanabili che andrebbero a liberare accesso alla spiaggia, ma i piani di utilizzo del demanio marittimo garantirebbero anche il 50% di spiaggia libera che dovrebbe essere riservato alle persone. Quindi intanto questi strumenti, poi un'attenzione alle iniziative di tutela ambientale, rinaturalizzazione delle aree dove possibile, decimentificazione. Noi con i nostri soci e volontari effettueremo nelle prossime settimane i monitoraggi dei punti in cui abbiamo ricevuto segnalazioni dai cittadini di possibili sversamenti. Vi invito a seguire la campagna Goletta Verde, quindi anche essere cittadini e cittadine attente quando vediamo qualcosa che potrebbe essere dannoso per l'ambiente in cui viviamo, segnaliamolo alle forze dell'ordine o potete anche inviarci una segnalazione e poi vi aiuteremo noi nel processo. I modi per segnalare gli abusi o ciò che non va ovviamente sono sempre di più ai tempi d'oggi, ma c'è un caso italiano di un comune, di una località marina, balneare d'eccellenza che si può prendere come esempio? Guardi, non mi mette in difficoltà chiedendomi in questo momento di sceglierne uno. Sì, ci sono, però vorrei, a parte quelli delle località, sappiamo ad esempio l'anno scorso il comune di Cefalù si è molto battuto. Sì, no, ma sul dicevo tema. non solo in Sicilia, anche in ambito nazionale, perché spesso al nord fanno meglio di noi in questo senso. Nonostante noi abbiamo delle bellezze che non si possono paragonare rispetto a quelle del nord Italia, sempre in termini di costa. Un caso esemplare, diciamo, nordico, non lo so dire, ma gliene posso dire uno siciliano. Ok. Non per essere campanilista, ma la spiaggia dell'Isola dei Conigli, che è stata eletta spiaggia più bella del mondo addirittura, sì. Che è un'area naturale protetta, una riserva naturale in gestione a Legambiente, ha introdotto coraggiosamente il numero chiuso, perché è comunque una riserva dove nidifica la caretta e pensiamo che possa essere un esempio di area altamente turistica, che è vuota durante l'anno e ha migliaia di fruitori al giorno d'estate, dove però si coniuga sia la fruizione consapevole che la tutela dell'ambiente. E questo è sicuramente un modo per tutelare. Sindaco, siamo in chiusura, quali sono le prossime iniziative o quello che farete per migliorarvi sempre di più?
Ma le iniziative in campo sono tante, riguardano la bandiera blu, ma anche un altro elemento interessante che sta andando via via avanti, che è la bandiera lilla, che riguarda l'accessibilità e quindi l'attenzione verso i disabili. Noi siamo stati il secondo comune siciliano ad averla e abbiamo coinvolto anche altri comuni. Le iniziative sicuramente importanti sono state anche quelle di riconoscere e far ottenere il riconoscimento di bandiera blu anche da parte della regione, che adesso finalmente sostiene da qualche anno anche da un punto di vista economico le nostre comunità, proprio perché è importante non solo ottenerla la bandiera blu ma anche mantenerla. Ci sono dei sacrifici immensi e dei costi immensi che vanno sostenuti e quindi noi vogliamo continuare a migliorare le nostre spiagge, la fruibilità delle nostre spiagge e la tutela delle stesse spiagge, ma è chiaro che abbiamo bisogno di essere sostenuti e speriamo di avere sempre più spiagge bandiera blu in Sicilia, proprio perché questo testimonia la bellezza che la nostra terra rappresenta e che non ha nulla di invidiare rispetto a mete più blasonate. Sicuramente in Sicilia non mancano le bellezze, manca probabilmente la testa poi per poterle mantenere, anzi esaltare. Il vostro è un esempio che poi fa da traino anche per tutto il territorio, lo abbiamo sentito appunto con la candidatura della Riviera Blu. Si spera che magari questo possa arrivare anche dalle nostre parti, ma anche nel Palermitano, da dove appunto è collegata Vanessa Rosano, direttrice di Legambiente Sicilia, alla quale chiedo anche a lei una battuta di chiusura. Quest'estate, se posso lanciare un appello, scegliamo un turismo consapevole, un turismo lento, magari evitiamo i luoghi che sappiamo essere già affollati e godiamoci la natura e l'estate in tranquillità e nel rispetto di tutti e di tutte. Benissimo, grazie ai miei ospiti, grazie a tutti voi che ci avete seguito da casa. L'appuntamento ogni giorno qui su Telecolor alle 14:30 con Sicilia Focus 24. Da parte mia è tutto, un buon proseguimento di giornata.